Buongiorno carissime amiche e carissimi amici di RPL, un cordiale buongiorno da Antonio Verna, buon venerdì 31 maggio, vi ricordo il solito numero per intervenire in diretta che è lo 0266 20 35 29, vi ricordo anche il numero WhatsApp che è il 346 64 277 56, quest'oggi è dai prossimi venerdì dalle 10.35 alle 11.30, prendete nota, dalle 10.35 alle 11.30 ogni venerdì abbiamo l'agricoltura, la trasmissione completamente dedicata al mondo dell'agricoltura, e come sempre in collegamento telefonico con noi c'è ormai il famoso Lorenzo Viviani, deputato della Lega, membro della Commissione Agricoltura. Ciao Lorenzo, buongiorno. Ciao Antonio, un caro saluto a tutti i radioascoltatori, grazie per il famoso, perché certo, sei diventato famoso. No, mi fa piacere, devo dire la verità, appuntamento rinnovato alle 10:30, quindi vuol dire che è una trasmissione che piace, soprattutto una trasmissione che dà un servizio utile ai radioascoltatori, perché parliamo di agricoltura, parliamo di pesca, ma parliamo soprattutto di quello che consumano gli italiani, quindi dei prodotti dell'agricoltura, della pesca che arrivano sulle tavole di tutti noi. Quindi insomma, sì. Ringrazio anche la redazione di Radio Padania per questa attenzione a questo mondo, ma è un'attenzione che diamo noi come Lega, devo dire, in maniera principale nel nostro operato. Certo, senti Lorenzo. Antonio, oggi avremo tanti ospiti, puntata sprint, però prima puntata alle 10:30, ma puntata sprint. Ah sì, abbiamo una puntata corta, ecco, oggi. Puntata corta, parleremo se riusciremo anche di barbatelle, che poi spiegheremo ai radioascoltatori che cosa sono, ma prima di tutto non possiamo non parlare di cosa? Di quello che è successo domenica, insomma. Ecco, di quello che è successo domenica. Ti lascio la parola a te, Antonio, insomma. Sì, no, ti chiedo, tu come commenti queste elezioni europee? C'è anche un eletto che è un europarlamentare della Lega Ligure, giusto? Pronto Lorenzo? Sì, dimmi, ti ho perso un attimo, perdonami. Dico, abbiamo anche un europarlamentare della Lega Ligure eletto, giusto? Ah, sì, il nostro Marco Campomenosi, Marco che era comunque un collaboratore a Bruxelles, una persona preparatissima che era praticamente quello che coordinava tutto il gruppo parlamentare in Europa, e quindi siamo contenti da Ligure, ma siamo contenti anche come leghisti sapendo che c'è una persona preparata che potrà coordinare bene i parlamentari, comunque potrà svolgere bene il suo ruolo. Abbiamo bisogno in questo momento, soprattutto in cui abbiamo delle responsabilità di governo e responsabilità altissime per cambiare l'Italia e l'Europa, di gente preparata a questo. Certo, allora oltre a questo naturalmente un risultato fantastico, un risultato che devo dire è arrivato da nord a sud, perché le persone hanno visto, e soprattutto quando parliamo di agricoltura, di pesca, parliamo dell'operato del nostro ministero, del nostro ministro Gianmarco Centinaio, hanno trovato veramente una risoluzione dei problemi, una risposta ai loro problemi, persone che vanno nei territori, persone che prendono aerei e vanno a rappresentare l'Italia dove prima i ministri mancavano sempre, diciamoci la verità, erano latitanti, e vanno a battere il pugno sui tavoli per portare a casa gli interessi del nostro paese. Lorenzo, abbiamo in collegamento telefonico con noi il ministro Centinaio, ministro dell'Agricoltura. Buongiorno ministro. Buongiorno a voi, buongiorno. Grazie mille per aver accettato il nostro invito. Allora ministro, anche lei come commenta queste elezioni europee, questi risultati col trionfo della Lega, e come ci si riorganizzerà in Europa su tutti i diversi settori, ma anche specificamente per quello che riguarda l'agricoltura? Qual è il suo programma, ecco, per questa nuova Europa? Beh, sicuramente un risultato importantissimo, un risultato che ci permette di andare in Europa a testa alta e di portare la dignità che ha il nostro paese, che deve avere il nostro paese in Europa, visto e considerato che l'obiettivo è quello di cambiarla questa Europa. Per quanto riguarda l'agricoltura, due cose su tutte. Una, la PAC, visto e considerato che la prossima PAC sarà sicuramente molto importante trattare e rivedere quelle che erano le proposte che sono state portate avanti dal commissario Hogan negli scorsi mesi. Pensiamo alla PAC che sia una PAC più legata all'ambiente e alla tutela del consumatore, ma anche una PAC che noi riteniamo che è una PAC un po' troppo
ancora un po' troppo burocratica, ma soprattutto la madre di tutte le battaglie saranno i fondi a disposizione dell'agricoltura, visto e considerato che l'obiettivo che ha l'Europa è quella di tagliare i fondi alla PAC. E poi un altro argomento che ritengo importantissimo è il discorso delle etichettature. Sulle etichettature noi abbiamo fatto anche qui una battaglia. Tutti i prodotti che comunque vengono allevati, coltivati e pescati in Italia devono avere l'etichettatura Made in Italy. L'Europa continua a dire che noi vogliamo inquinare il mercato, anche questa sarà una bella guerra. E ultima, che non riguarda l'agricoltura, la Bolkestein. Abbiamo detto in più di un'occasione, questa direttiva Bolkestein deve essere totalmente cambiata. Benissimo. Lorenzo, ti lascio la parola, non so se tu hai da chiedere qualcosa al Ministro. Sì, no, io a parte che sottolineo come insomma l'operato soprattutto del MIPAF rinomato con questa T del turismo, cioè il discorso che poi è legato alla Bolkestein, abbia dimostrato alle persone che quando si alza la manina, quando un governo si mette di traverso su dei diktat europei si ottiene il risultato. L'abbiamo dimostrato in agricoltura col decreto semplificazioni su tutta la parte della tracciabilità, che qui si cerca di forzare comunque il diktat europeo sull'etichettatura. Ha dimostrato il ministro Centinaio con la proroga dei termini sulla Bolkestein, quindi tutta la lotta per i balneari e per tutto il discorso degli ambulanti anche. Quindi insomma, ecco, questa nuova Europa in cui noi adesso naturalmente dovremo studiare e capire realmente come ci potremo posizionare con il nostro gruppo e insomma lo studio e tutto, magari anche col sogno di un commissario europeo all'agricoltura italiano. Comunque ecco, oltre il discorso, volevo chiedere proprio al Ministro, la gente da nord a sud, agricoltori, pescatori, allevatori, ha votato Lega, quindi deriva da una buona gestione di questo mondo del primario. Ci puoi dire qualcosa, Gianmarco, su questo? Perché non vogliamo lodarti, però sei il nostro ospite speciale di oggi e se la Lega ha ottenuto un buon risultato, soprattutto anche in alcune zone proprio tipicamente rurali, comunque dove si vive di agricoltura, vuol dire che qualcosa fino adesso di buono si è fatto. Sì, io sono contento di quello che dici, perché il lavoro che facciamo quotidianamente, facciamo perché penso al lavoro che fai anche tu, Lorenzo, che fanno tanti anche i nostri parlamentari che si occupano di agricoltura, di pesca, di allevamento. È un lavoro che in passato da altri governi non è mai stato fatto, di conseguenza il bello che mi piace evidenziare è il gioco di squadra della pattuglia della Lega, dove io in questo momento faccio il ministro, ma dietro ci sono veramente tutta una serie di parlamentari, di tecnici, di persone con le quali ci confrontiamo quotidianamente. Il bello che ci viene riconosciuto è il fatto che noi rispetto ad altri ascoltiamo e dopo aver ascoltato cerchiamo di concretizzare con atti concreti, con atti legislativi, con provvedimenti, con emendamenti, e questo serve perché diamo delle risposte e diamo quelle risposte che la gente in questo momento si sta aspettando, soprattutto il nostro settore, e quindi le cose che stanno cambiando comunque sono sotto gli occhi di tutti. Io l'ho sempre detto, non abbiamo la bacchetta magica, perché poi è logico, si dice che l'agricoltura comunque sta migliorando, che il settore è un settore che è in crescita, e poi magari c'è qualcuno che ti dice no, ma la mia azienda agricola magari non funziona, o perché ci sono delle problematiche particolari. Però se facciamo una visione d'insieme, le cose stanno andando bene per quanto riguarda le esportazioni, stanno andando bene per quanto riguarda il mercato interno, stanno andando bene per quanto riguarda le produzioni, quindi il lavoro, io sono dell'idea che il lavoro paga. Molto spesso fare ministro dell'agricoltura non sai quello che finisce in prima pagina tutti i giorni, ma non è quello che stiamo cercando. Noi stiamo lavorando appunto per rilanciare un settore, risolvere i problemi e far sì che il prossimo ministro dell'agricoltura, speriamo il più lontano possibile, possa beneficiare del lavoro che abbiamo fatto noi. Sì, Ministro, volevo dire una cosa. Sì, vai. Aggiungo solo una cosa velocissima. È anche un ministro che per la prima volta si è visto, a parte seduto ai tavoli internazionali a difendere le nostre esportazioni, soprattutto quello che arriva in Italia, e quindi difendendoci da riso che arriva da Myanmar oppure da altri prodotti di scarsa qualità
e dubbia freschezza che arriva nel nostro paese, ma soprattutto un ministro che è andato sul campo, un ministro che si è fatto vedere, che ha parlato con gli agricoltori, cosa che prima, e quindi l'agricoltura che è tornata un po' al centro della tematica nazionale. Volevo solo aggiungere questo. Sì, Ministro, volevo farle una domanda, no, sul Made in Italy, perché il gruppo francese Lactalis, insomma, ha comprato il parmigiano reggiano. Ci può spiegare un po' questa storia qui? Sì, diciamo che non ha proprio comprato il parmigiano reggiano, ha comprato una delle aziende che distribuiscono il parmigiano reggiano, che è una cosa totalmente diversa. Ecco, molto spesso anche i giornali, per semplificare, dicono il parmigiano reggiano è diventato francese. Sì. Ha comprato una delle più importanti aziende distributrici di parmigiano reggiano, quindi questa è una cosa. Il parmigiano reggiano è e rimane italiano, e sotto questo punto di vista nessuno la può mettere in dubbio questa cosa. Io non vi nego, e lo dico con assoluta serenità e tranquillità. Anch'io spero sempre che ci siano aziende italiane, fondi italiani, investitori italiani che aiutano le aziende italiane in difficoltà, e non vi nego che le abbiamo cercate in queste ore. Ma è normale che se dall'Italia non c'è nessuno disponibile ad acquistare le nostre aziende che vanno in difficoltà, io piuttosto che vederle fallite, signori, preferisco che vengano acquistate da aziende multinazionali che comunque ci permettono di poter mantenere lo stesso livello qualitativo che stiamo portando avanti fino adesso. Non piace neanche a me che l'azienda sia francese, non piace neanche se fosse belga o tedesca o altro. Mi piacerebbe che sia un'azienda made in Italy, ma se non ci sono aziende italiane, non possiamo neanche pensare di dire o italiani o morte. Io penso che devono essere anche tutelati i lavoratori, devono essere tutelate i produttori e la qualità di chi fa questo prodotto, ribadendo però una cosa: il parmigiano reggiano è e rimane un prodotto italiano. Benissimo, ha fatto bene a chiarire, insomma, questo concetto di questa azienda francese. Ministro, un'ultima domanda: l'Italia è leader nel turismo, no? È stata inserita, è leader nell'Organizzazione Mondiale del Turismo, giusto? Sì, siamo stati rieletti con un importante numero di voti nell'Organizzazione Mondiale del Turismo, quella dell'ONU, e anche qui penso che sia un vanto per noi riuscire a confermare questa cosa. Noi diamo sempre troppo per scontato il nostro territorio, il nostro paesaggio, il nostro turismo lo diamo per scontato, ricordando però una cosa: che chi ci guarda da fuori, e penso agli altri paesi, pensano all'Italia come una superpotenza mondiale nel settore del turismo. Dobbiamo esserne un po' più consapevoli noi, un po' più convinti noi di quello che abbiamo, e però anche questi riconoscimenti ci servono per essere e rimanere al tavolo dei grandi e poter decidere le politiche mondiali sul turismo. Benissimo, allora Ministro, grazie mille per essere stato qui con noi questa mattina, ci risentiamo prossimamente, buona giornata e buon lavoro. Grazie. Ciao Gianmarco, grazie. Allora, grazie mille Lorenzo al Ministro, ringraziamo il Ministro Centinaio. Adesso cambiamo argomento, insomma hai accennato tu all'inizio, parliamo di barbatelle in estate. Ce lo facciamo spiegare dal signor Luca Colla, che ha 27 anni, che dirige assieme ai suoi genitori la società Vivai Claudio Colla e che produce ogni anno dai 3 ai 5 milioni di barbatelle in estate certificate in Italia, e questa azienda si trova a San Donà di Piave. Buongiorno Luca, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, raccontaci un po' che sono le barbatelle, perché anche Lorenzo penso sia curioso di sapere, giusto? Assolutamente, io sono curiosissimo di sapere di più delle barbatelle, anche perché sono state decantate come una realtà, insomma, poi Luca ce lo spiegherà bene, ma parliamo di uno dei più grandi realtà italiane, quindi una delle aziende leader in questo settore, quindi mai, insomma, una persona più adatta per parlare delle barbatelle. Barbatelle che, se non mi sbaglio, Luca, poi ce lo confermerei, tutta la tecnica delle barbatelle nasce proprio per, comunque, in momenti, in epoche passate, per salvare comunque le nostre viti, comunque le nostre piante da uva dai parassiti, da insetti, poi ci direte perché sono mezzo anche entomologo, perché ho avuto una passione entomologa, però adesso non mi ricordo, è la filosera, mi sembra, se non mi sbaglio, la filosera, grazie, scusami, filosera della vita. Ok, passiamo la parola a te, Luca. Sì, esattamente, per combattere questo problema della filosera, che è un asside
sotterraneo che attaccava la barbatella, la gemma di vite. È stato inventato, diciamo, in Friuli Venezia Giulia questo innesto che porta alla produzione della barbatella innestata a partire dalla parte apicale, che è la gemma di vite, e ogni gemma di vite viene clonata per preservare una varietà autoctona, diciamo, innestata al portinesto, che è diciamo conosciuto come vite americana, che è la parte radicale della barbatella innestata che è resistente alla filossera. Sì, ecco, ma ci racconti un po' proprio come si svolge il suo lavoro in azienda? Certo, allora si inizia proprio inizio anno, diciamo che è una produzione che ha un ciclo annuale e parte proprio ai primi giorni di gennaio e va a finire con la raccolta finale della barbatella proprio nei mesi finali dell'anno, che sono novembre e dicembre. Allora si parte a gennaio con la raccolta dei materiali iniziali, che sono appunto le gemme di vite dai vigneti già esistenti e la raccolta del portinesto dai campi di piante madre portinesto. Sì. Dopo vengono spezzonate, vengono innestate tra loro e paraffinate e viene svolta una forzatura che porta alla formazione del callo di cicatrizzazione all'interno di serre dove la temperatura è più o meno di 35 gradi. Mm-hmm. La forzatura dura 15 giorni, alla quale segue la messa in cassette a bagno di queste nuove barbatelle innestate, che vengono poi piantumate diciamo in campo aperto, nel vivaio, fino a ottobre, diciamo, quando hanno prodotto un apparato apicale abbastanza vasto, sì, e un apparato radicale molto resistente. Nei mesi tra novembre e dicembre vengono estratte dal terreno, mm-hmm, vengono riparaffinate, confezionate e poi si ha tempo più o meno un anno per venderle. Benissimo. Allora, Luca, e anche chiedo a Lorenzo, sentiamo appunto chi c'è in linea, perché Lorenzo ama le domande di voi ascoltatori, quindi abbiamo anche anticipato affinché voi ci possiate chiamare numerosi, perché è un orario comodo. Pronto, buongiorno. 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 Senta, io mi riallaccio un attimo al discorso che ha fatto poco fa il ministro Centinaio, sì, e approfitto appunto dell'onorevole Lorenzo. Allora, si parlava che non si è trovata una ditta o qualcuno che fosse in grado di assorbire la ditta fallita, penso, della distribuzione del parmigiano. Io dico solo questo, parlo da perfetta ignoranza, ma come siamo sempre abituati noi della Lega, piuttosto pragmatici e terra del quotidiano. Allora io dico, non si poteva fare o non si potrebbe fare dei bandi a livello nazionale quando succedono queste cose, e questi bandi favorirli, non so, ai giovani che hanno voglia di fare imprenditoria, aiutandoli. Ma qui facciamo un passo indietro, vogliamo trovare delle banche tipo la BCC che tornino a fare le banche del territorio, sganciate da quello che sono i capitali. Scusate, ma sto camminando, se non si è capito. Sì. Quello che sono i capitali o i problemi delle grandi banche, cioè che queste piccole banche che tornino a aiutare veramente chi ha il coraggio di mettersi in gioco. E questi bandi a livello nazionale potrebbero aiutare, non so, può essere un'idea strampalata, e gentilmente chiedo due cose. Quando parliamo di distribuzione, cosa intendiamo realmente? Così mi faccio le idee più chiare. E cos'è la PAC? Benissimo. Grazie. Allora, queste domande, signora Lorenzo, è in grado di risponderle? Ecco, vai Lorenzo. Sì, no, velocissimo, rispondo alla signora. A parte, qua parliamo di aziende che magari dobbiamo, secondo me, per rispondere all'ascoltatrice, sul tema, ad esempio, quando parliamo di acquisti della Lactalis, parliamo di aziende di distribuzione, quindi chi distribuisce, chi prende il parmigiano lo porta magari alla logistica per portarlo alla grande distribuzione, cioè l'intermediario fra il consorzio e quello il venditore finale, insomma, del prodotto. Quindi parliamo di distribuzione, parliamo di aziende magari molto grandi, e quindi quello che diceva la signora
sicuramente è possibile per certe realtà, in questo caso mi sembrerebbe un po' esagerato, perché parliamo di aziende molto grandi, soprattutto in momenti in cui le decisioni aziendali di queste aziende di queste dimensioni devono essere fatte velocemente. Detto questo, quello che dobbiamo fare noi adesso, ma devo dire che in un anno di governo abbiamo messo le basi per poi produrre questi risultati, sarà quello di realmente di far fare azienda e di dare possibilità ai nostri imprenditori di sopravvivere e di non vendere, di fare azienda in Italia e di fare imprenditori in Italia. E io tendo sempre a sottolineare che molti di noi, anche parlamentari, sono gente che viene dal mondo dell'impresa. Io stesso sono un piccolo imprenditore. Come tanti piccoli imprenditori continuiamo a vivere in un paese credendoci, continuando a mandare avanti le nostre aziende con la mentalità in cui se dovessimo fare il ragionamento i conti della serva chiuderemo domani mattina, e quindi insomma dobbiamo spronare la nostra produzione interna, dobbiamo permettere ai nostri imprenditori di fare impresa e dobbiamo farlo il prima possibile, perché flat tax, shock fiscale, queste cose che vogliamo portare avanti dall'inizio della nostra legislatura, ma adesso con forza dopo l'europeo lo stiamo ripetendo anche ai nostri compagni di avventura in questo governo, che comunque ha prodotto dei risultati per adesso strabilianti rispetto ai governi passati, è quello di dare uno shock alle imprese che così possono realmente fare aziende e imprese in Italia. E invece per quanto riguarda la PAC è la politica comunitaria agricola, che ne abbiamo parlato nelle scorse trasmissioni di Mondo Agricoltura, magari l'ascoltatrice adesso ci ascolterà, prima l'orario era forse un po' più difficile perché era all'una, ero durante l'ora di pranzo. La PAC è tutta la politica comunitaria agricola europea. Dovete pensare, parliamo del 32% del bilancio europeo, quindi di fondi consistenti, parliamo di come l'Europa vede l'agricoltura e come la vuole sostenere, e quindi insomma avere voce in capitolo comunque o riuscire a rivedere la PAC preventivata per i prossimi anni è una cosa che per noi è di basilare importanza, alzare la manina per una volta e dire la nostra. Speriamo di dirlo da padroni in Europa. In caso dovessimo comunque essere in opposizione, adesso vedremo come si attuerà lo scenario europeo, lo faremo comunque, avremo il nostro peso in tutte le decisioni che verranno fatte sulla PAC. Benissimo, allora Lorenzo, andiamo un attimo in pausa. Chiedo al signor Luca Colla di rimanere con noi alcuni minuti subito dopo una brevissima pausa pubblicitaria per capire ancora meglio cosa sono le barbatelle. Ecco, allora pausa. Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare. Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella che ha cambiato il modo di ascoltare la radio con il sistema DAB+. È ora di cambiare. Vivi tutta la magia della Digital Radio. Se stai per cambiare auto, chiedila con il sistema DAB+. Dal 2019. In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Pronto? Avvocato, Mi dica. c'è bisogno di lei. L'avvocato risponde. Ogni venerdì dalle 12 alle 13 con l'avvocato Celeste Collovati Su Radio Padania Libera. Grazie da tutta la squadra. Grazie Italia. Useremo bene la vostra fiducia. Primo partito in Italia, si cambia in Europa. Grazie da tutta la squadra. Rieccoci carissimi amici di RPL, in collegamento telefonico con noi abbiamo Lorenzo Viviani e poi anche il signor Luca, giusto, per parlare di barbatelle. Allora Lorenzo, vogliamo far capire ai nostri ascoltatori meglio a cosa servono queste barbatelle? Anche il signor Luca ci fa capire meglio, ecco. Prego. Sicuramente chi ha un proprio vigneto e vuole portarlo avanti negli anni, siccome un vigneto può durare in questa epoca
più o meno 20-25 anni, dato le malattie che sono arrivate da altri paesi importate. Sì. Per preservarlo deve arrivare a clonarlo, diciamo, quindi si affida a un vivaista viticolo e con le proprie gemme, che comunque verranno controllate dal servizio fitosanitario nazionale o regionale nel caso, possono essere clonate e riprodotte con la stessa varietà, lo stesso clone, la stessa qualità, e quindi essere preservate per i prossimi 20-25 anni, e questa cosa può essere fatta fisicamente. Certo. Lorenzo, non so se vuoi aggiungere tu qualcosa. Che qualità produci di barbatelle, Luca? Io produco molte varietà, quasi tutte, diciamo, quelle autoctone della mia zona, che sono il Prosecco, quindi la varietà Glera, il Raboso, e dopo le varietà internazionali che sono Merlot, Chardonnay, Pinot Grigio, Pinot Nero, quelle sentite da tutti, insomma, conosciute da tutti. Poi negli ultimi 10 anni abbiamo ampliato il nostro mercato con varietà bulgare e rumene, che sono due paesi aiutati anche dalla Comunità Europea per l'impianto di nuovi vigneti, e nei prossimi anni cercheremo di espandere il nostro mercato ai paesi dell'ex Unione Sovietica come Kazakistan, Georgia, Azerbaigian o la stessa Russia, quindi con varietà internazionali oppure varietà autoctone di quel posto. Benissimo. Allora, non so Lorenzo se hai ancora altro da aggiungere tu, oppure possiamo salutare il signor Luca. Io Luca intanto lo ringrazio e gli volevo chiedere quanto riguarda le dimensioni della sua azienda, quanti dipendenti ha, per capire anche la realtà lavorativa, ma come funziona proprio la coltivazione della barbatella, cioè che periodi ha, quello è interessante da far capire agli ascoltatori, com'è la vita di un coltivatore di barbatelle. Sì, diciamo che indipendentemente dal tempo atmosferico c'è sempre qualcosa da fare, nel senso che noi a gennaio lavoriamo sia all'esterno che all'interno, quindi se c'è un giorno piovoso abbiamo lavori per più o meno 30-35 dipendenti all'interno dei nostri capannoni, del nostro centro aziendale. E appunto c'è il prelievo dei materiali iniziali che vengono trasportati nel centro aziendale, vengono spezionati, curati e innestati. Poi verso aprile si inizia a uscire all'esterno sul vivaio dove c'è la messa a dimora di queste barbatelle, e per tutta l'estate c'è una lavorazione di disinfestazione dalle erbacce il pelo da pacciamatura da mettere prima, poi da togliere quando non sarà più utile per l'irrigazione, perché ormai l'apparato radicale è formato, e anche per la disinfestazione dalle erbe. Verrà raccolto questo pelo e scartato, insomma. Dopo c'è una pausa dal lavoro per i nostri operai, per i nostri dipendenti, verso la fine dell'estate, che poi torneranno verso fine ottobre, inizio novembre, per la raccolta appunto di queste barbatelle, che saranno pronte con un apparato radicale e apicale formato, e saranno pronte a essere confezionate fino alla fine di dicembre. Quindi diciamo un lavoro che si attesta tra i 9 e i 10 mesi pieni. Certo, poi io e i miei genitori negli altri mesi ci occupiamo di burocrazia, o comunque dei 70 ettari di vigneto che abbiamo, e richiedono lavoro soprattutto con la vendemmia proprio nei mesi di pausa del lavoro nel vivaio. Signor Luca, non so se lei lo ha già detto, no? Come si fanno gli innesti e quanti tipi di innesto ci sono? Ci sono 3 tipi di innesto, però il più praticato e ormai diciamo l'unico è l'innesto ad omega, e si svolge praticando un innesto con una macchina a pedale, nella quale prima si inserisce la gemma portinnesto e viene tagliata con un taglio appunto ad omega, la forma della lettera greca, e poi si innesta il portinnesto con un altro colpo di pedale. Più o meno si possono arrivare a fare 40.000 innesti al giorno con questa forza lavoro, con la nostra forza lavoro.
Benissimo, benissimo. Allora, signor Luca, grazie per essere stato qui con noi. Cercheremo di risentirci prossimamente. Lorenzo, salutiamo allora il signor Luca. Sì, ciao Luca, ciao, grazie mille per essere stato con noi. Grazie mille, buona giornata e buon lavoro. Lorenzo, vedi che questo orario è ottimo per i nostri ascoltatori. Abbiamo un altro ascoltatore, sentiamo chi è, un'ascoltatrice, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Intanto complimenti, perché parlare di agricoltura è sempre importante, se ne parla poco, soprattutto di persone che conoscono e fate diffusione. Io sono romagnolo, quindi mentre mi laureavo andavo a lavorare nei campi, facevo un certo tipo di lavoro, per cui sempre avanti. Per quanto riguarda l'aspetto politico, purtroppo i governi che ci hanno preceduto non hanno mai fatto nulla o pochissimo per difendere la nostra immagine e così via. Quindi bene, andate all'attacco sull'etichettatura, sulla salvaguardia dei prodotti, sulle importazioni, a tutti gli effetti, partendo anche dal concentrato della Cina che viene a tutti gli effetti e così via, ma il discorso sarebbe lungo e ognuno andrebbe analizzato. Sì. Invece volevo riprendere quello che ha detto il ministro, perché per quanto riguarda l'Actis è stato un po' troppo breve ed evasivo. Io non sono molto d'accordo. Se mi ricordate quale industrie italiane hanno la distribuzione e di conseguenza anche il polso sul raccolto del latte, perché non è solo la distribuzione, anche la gestione dei magazzini del latte, dei formaggi francesi o degli champagne, quali sono le aziende italiane? Oppure lo Stato francese si è messo di mezzo con varie clausole di salvaguardia. Noi abbiamo fatto un'operazione che è costata moltissimo agli italiani con Parmalat, dove falliti tutti e nessuno ha pagato se non gli azionisti. E adesso è stata regalata l'Actis. Benissimo, continuiamo, regaliamo anche la distribuzione, che poi è il metro che ti fa il prezzo del latte e tutto, anche del parmigiano. Quindi è stato un po' troppo evasivo e veloce. Io penso che si potesse e si debba mettere i bastoni fra le ruote su questo tipo di operazione per invitarlo. C'era Granarolo, c'erano altre, non ho avuto informazioni, è stato un po' evasivo. Comunque complimenti e andiamo avanti. Se mi date qualche chiarimento così mi aggiorno anch'io. Grazie mille. Allora Lorenzo, commentiamo le parole del nostro ascoltatore e poi avremo modo anche... Tanto ringrazio l'ascoltatore per i complimenti sulla trasmissione. E sul discorso che ha portato avanti il ministro, io ricordo che al MIPAF sarà ricevuta l'Actis, quindi comunque ci saranno dei paletti che verranno messi dal governo italiano su come, ricordiamo, quando parliamo di parmigiano reggiano parliamo di latte, parliamo di un prodotto finito, parliamo di un latte con un prezzo molto superiore rispetto a quello che è il prezzo del latte normale, insomma, perché comunque deriva da un disciplinare. Ricordiamo che il parmigiano reggiano all'interno del consorzio c'è praticamente il consorzio è in mano quasi totalmente, o comunque c'è una buona rappresentanza degli stessi produttori. Quindi non parliamo tanto di L'Actis che arriva e prende il latte italiano, lo va a pagare in maniera, insomma, oppure va a far specula, prende il prezzo del latte italiano, ma parliamo della distribuzione di un prodotto che ha già da disciplinare dei prezzi, comunque c'è tutta una sorta di caratterizzazione del latte, anche perché il latte che deriva da parmigiano reggiano deve venire da una zona precisa dell'Italia, le mucche devono essere comunque alimentate con un tipo di alimentazione ben determinata, che deve contenere comunque dei vari tipi di prodotti che devono poi andare a garantire un certo tipo di contenuto in grassi, comunque una particolarità del latte che viene utilizzato, e quindi è un'altra cosa ancora. Sono d'accordo con il radioascoltatore sull'attenzione che dobbiamo ottenere. Purtroppo quando tu ti ritrovi a un anno, ripeto precedentemente, un anno dal governo, non puoi neanche pretendere di non si può statalizzare niente, e quindi noi dobbiamo mettere le basi per far sì che le nostre aziende rimangano in Italia, che il business rimanga in Italia.
i francesi mettono i piedi sulle ruote, lo sappiamo bene anche come si è comportato con Fincantieri la Francia, come si è comportata con le nostre aziende di Stato. Sono d'accordo con lui, secondo me è un percorso che è iniziato con questo governo e verrà portato avanti sicuramente, anche perché sul discorso Parmalat sappiamo cosa ha subito l'Italia e sappiamo cosa hanno subito i risparmiatori. Perfetto, Lorenzo, avremo modo di chiarire anche per questa questione nei prossimi venerdì. Allora Lorenzo, oggi chiudiamo qui la nostra puntata, ma da venerdì prossimo solito appuntamento 10:35, 11:30 con numerosi temi. Faremo 11:30. Fammi dire una cosa, mi facevi morire dalle risate quando chiamavi Luca, aveva 27 anni, un agricoltore 27 anni lo chiamavi signor Luca. Ah sì, hai ragione. Luca, noi, centro del popolo, Luca. Hai ragione. Signor Luca, è stato fantastico sentirti durante la trasmissione che è il signor Luca. Senti Lorenzo, grande Antonio, complimenti, ti faccio complimenti. Sì, volevo dirti che siamo in estate, quindi siamo in estate, siamo in primavera, ora dovremo parlare dei frutti della primavera, quindi da venerdì prossimo dobbiamo assolutamente parlare. Parleremo delle pesche del Veneto, parleremo di tante particolarità del nostro territorio. Questo orario, devo dire la verità, stimola sicuramente più i radioascoltatori che non sono seduti a tavola a mangiare come prima all'una, e quindi sarà un dibattito continuo. Vi aspettiamo perché insomma è bello condividere e conoscere soprattutto le tante realtà del nostro territorio e discutere insieme. Grazie Antonio. Grazie a te, grazie a Lorenzo Viviani, grazie a tutti per averci seguito. Adesso vi trasmettiamo la conferenza stampa che ieri il vice premier Salvini ha tenuto in Senato. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Conferenza stampa convocata stamattina, questo lo dico a beneficio degli amici del Corriere, che hanno un fuso orario diverso rispetto a quello del Viminale, visto che Corriere.it, che hanno il massimo apprezzamento, ha detto che ho convocato la conferenza stampa per commentare il caso Rixi. Avendola convocata stamattina ho notizie in anteprima dalle procure, cosa che non è, oppure il Corriere.it ha scritto qualcosa che è privo di qualsiasi fondamento, però siamo tutti fallibili. Conferenza stampa convocata per fare il punto sulla situazione fiscale. Poi ovviamente rispondo a qualunque domanda perché è giusto ed educato così. Però stamattina abbiamo avuto come responsabili economici della Lega un'ora e mezza di confronto col Ministro dell'Economia sulla lettera di chiarimenti dell'Unione Europea, a cui risponderemo educatamente con dati e numeri positivi ed evidenti che penso metteranno al riparo il nostro Paese da qualsivoglia ipotesi di ulteriori lettere o di ulteriori infrazioni. Fortunatamente lo Stato italiano sta incassando più del previsto e sta spendendo meno del previsto e l'economia dà evidenti segnali di ripresa. Quindi questo per i mercati, per i governi, per i commissari, per i tutori e per i controllori dovrebbe essere una buona notizia. Una situazione economica che noi puntiamo a rendere ancora migliore grazie a una cura a base di taglio di tasse e di burocrazia che stiamo seguendo, che sta prendendo anche forma di alcuni emendamenti che verranno presentati nei prossimi minuti in Senato, e penso allo sblocca cantieri, a una norma che ci viene richiesta da mesi da tutte le imprese italiane che lamentano che il codice degli appalti partorito dai governi precedenti ha complicato la vita e la possibilità di lavorare, di spendere, investire, di appaltare invece di semplificarla. Un emendamento del gruppo della Lega al Senato, depositato nei prossimi minuti allo sblocca cantieri, prevede la sospensione per 2 anni del codice degli appalti e il rispetto della normativa europea vigente, come hanno fatto la Germania e la Gran Bretagna, e quindi al di sopra di ogni sospetto, in totale adesione all'europeismo che ci affascina e ci convince. Codice degli appalti è uno strumento vecchio che sta bloccando, sta complicando, sta ingessando e ingabbiando un intero paese, quindi per 2 anni come se non esistesse, e ci rifacciamo alla direttiva europea in tema di appalti. Quindi più chiaro ed evidente di così. Sappiamo che dal Presidente del Consiglio e da altri organismi stanno lavorando da mesi alla revisione del codice degli appalti
non vorremmo che ci si mettessero altri mesi o altri anni a rivedere uno strumento che sta complicando la vita ai comuni, alle regioni e soprattutto alle imprese italiane. E quindi contiamo che all'interno dello sblocca cantieri, il decreto stesso lo dice, sblocca cantieri, se c'è una norma come il codice degli appalti che blocca i cantieri, mi auguro che non ci siano preclusioni politiche né con il resto della maggioranza né con le opposizioni a far ripartire i cantieri in questo paese. Sulla flat tax abbiamo definito i criteri di vantaggio sia per le imprese che per le famiglie e sotto forma di disegno di legge sarà disponibile alla discussione parlamentare e mediatica. Mi premurerò di portare la discussione anche in Consiglio dei Ministri, quando verrà convocato il Consiglio dei Ministri ovviamente. Abbiamo ribadito al Ministro Tria la nostra totale indisponibilità ad aumentare qualsiasi tipo di tassa, dall'IVA in autunno ad altre ipotesi patrimoniali. Abbiamo preso atto dei dati clamorosamente positivi riferiti alla pace fiscale, alla rottamazione della pace fiscale, i cui termini verranno prorogati a partire dalla fine di luglio, perché contiamo, e questa è una parte della risposta all'Unione Europea, alla Commissione Europea, di incassare altri miliardi di euro. Si sta parlando in prospettiva di alcune decine di miliardi di euro che hanno il duplice obiettivo benefico di liberare italiani dalla gabbia di Equitalia che li teneva imprigionati da anni, di fare incassare allo Stato somme che altrimenti non avrebbe mai incassato e di permettere a questi italiani di tornare a lavorare e a pagare altre tasse. Questo sul fronte fiscale. I nostri contatti con l'Unione Europea ci dicono essere potenzialmente in arrivo a breve altre buone notizie sugli investimenti in Italia, sulle grandi opere. La TAV è una di queste, non esaurisce l'elenco delle grandi opere, però se come pare la quota di partecipazione di investimento dell'Unione Europea sul fronte italiano per il completamento della TAV aumentasse fino al 55% dell'importo dell'intera opera, sarebbe ormai evidente che qualsiasi ulteriore analisi costi-benefici con questi ulteriori finanziamenti renderebbe assolutamente utile, vantaggioso e doveroso completare un'opera fondamentale che ha avuto l'ok sotto forma di referendum e delle elezioni regionali di più dell'80% degli elettori piemontesi domenica scorsa. Quindi se da Bruxelles verranno confermate quelle che per il momento sono voci, ma mi risulta possano essere più che voci, ci saranno altre centinaia di milioni di euro a favore del governo italiano per finire questa grande infrastruttura. Un altro elemento, poi mi taccio, che stiamo aggiungendo allo sblocca cantieri, anche in questo caso richiestoci da comuni, regioni e aziende, riguarda la valorizzazione dei rifiuti. Ci sono tempi interminabili in capo al Ministero dell'Ambiente che stanno comportando l'aumento delle tasse comunali sui rifiuti e un ulteriore onere per un materiale che ovunque nel mondo produce ricchezza. Ovunque nei paesi evoluti al mondo i rifiuti vengono utilizzati, riciclati, valorizzati e diventano energia, calore e ricchezza. Siamo l'unico paese al mondo che invece ha nei rifiuti un costo, su cui campano mafia, camorra e 'ndrangheta, e che ci vede costretti a pagare paesi stranieri per smaltire e valorizzare i nostri rifiuti. Quindi anche su questo spero che non ci siano più battaglie o barriere ideologiche. La tutela dell'ambiente prevede appunto anche il fatto che i rifiuti vengano valorizzati, si trasformino in valore, in ricchezza, in energia, ovviamente nel totale rispetto dell'ambiente, piuttosto che in ecoballe o in rifiuti bruciati. Questo è quello a cui abbiamo lavorato stamattina. Poi evidentemente è arrivata la notizia della condanna dell'amico Edoardo, che non mi ha stupito, cioè mi ha stupito nel merito. Io rispetto tutto e tutti. Mi sono stampato 2 vicende di queste settimane che mi dicono che Houston, abbiamo un problema, rispettando le scelte di tutti. 9 aprile 2019, questo è Faenza, sorpresi con 2,5 kg di droga. 2,5 kg di droga.
subito liberati, condannati a 2 anni. 2 anni, 2,5 kg di droga. Sono stati ritenuti colpevoli, liberati, ovviamente condannati a 2 anni di carcere. Quest'altra è Teramo, sempre 2019, spacciavano un etto di droga a settimana, beccati, arrestati, condannati a 2 anni, un etto di droga a settimana. Cronaca, ahimè, recente, televisivamente molto conosciuta, purtroppo, omicidio Vannini. La vita di un ragazzo di 20 anni costa all'omicida 5 anni. 5 anni. Non faccio paragoni, però 2,5 kg di droga comportano 2 anni di condanna al carcere, 19.000 euro di spese eventualmente sbagliate anni fa in Regione Liguria comportano 3 anni e mezzo di carcere. C'è qualcosa che non funziona. C'è evidentemente qualcosa che non funziona se la vita di un ragazzo costa 5 anni di galera, se 2,5 kg di droga comportano 2 anni di condanna e un piatto di spaghetti ne comporta 3,5. Lascio a voi giudicare. Da ultima, altra novità giudiziaria su cui ovviamente con il Ministero dell'Interno ricorreremo, l'ennesimo giudice che prova a smontare il decreto sicurezza, questa volta a Firenze. Con tutto il rispetto per il lavoro di tutti e per le idee politiche di tutti, c'è questa dottoressa che presidente della sezione specializzata per la protezione internazionale del Tribunale di Firenze, che si occupa molto di immigrati e diritti degli immigrati, ci mancherebbe altro, ha emesso una sentenza che prevede che il Ministero dell'Interno non possa fare ricorso contro alcuni provvedimenti legati al decreto immigrazione. La stessa sezione che l'anno scorso, secondo semestre 2017, casualmente su 41 ricorsi presentati in primo grado da richiedenti asilo ne ha accolti più del 90%. Ora, non commento, se qualche giudice vuole cambiare il decreto sicurezza, vuole fare politica, si candidi alle elezioni. Tolga la toga e vada a chiedere i voti degli italiani. Io mi aspetto che i giudici applichino le leggi approvate dal governo e dal Parlamento. Tutto qua. Poi ringrazio Edoardo, su cui metto la mano sul fuoco, che ha avuto la sensibilità di dimettersi un secondo dopo uscita la notizia. Io ho accolto le dimissioni a tutela sua, della sua famiglia, del paese, del governo. Sicuramente il Ministero delle Infrastrutture faticava a lavorare prima, ovviamente io non nomino neanche mezzo sottosegretario in più, perché conto che entrambi i sottosegretari dimessi o dimissionati tornino a fare i sottosegretari, visto che conto sulla loro totale innocenza, e ricordo che un paese che si vuol dire civile prevede che qualcuno sia colpevole a sentenza definitiva. Mi dispiaccio se qualcuno, cioè è comprensibile se un certo atteggiamento di soddisfazione o quasi a fronte di condanne arrivi dalle opposizioni. Che arrivi da qualcuno che si dice alleato di governo è molto più particolare come situazione. Però noi a questo paese ci teniamo, a questo governo ci teniamo. Ovviamente non questiono sul governo, su quelle vicende giudiziarie, ma se qualcuno mi dicesse, ad esempio, stando a quello di cui ci siamo occupati stamattina, no, la riduzione delle tasse può attendere, no, la nuova pace fiscale può attendere, no, il codice degli appalti va bene così com'è, no, i rifiuti continuiamo a mandarli in Olanda e in Germania, no, la TAV, anche se ci danno più soldi e i piemontesi hanno votato, non la vogliamo. Un no, 2 no, 3 no, 4 no, 5 no, 6 no. Io sto rispettosamente aspettando il voto della piattaforma Rousseau. È bizzarro che ci siano 60 milioni di italiani che oggi vivono nella sospensione dei termini in attesa che si esprima la piattaforma Rousseau, però io rispetto l'organizzazione di qualsiasi altro partito. Da stasera alle 21, se si lavora, si va avanti. Se si continua a bisticciare, l'Italia non ha tempo da perdere, la Lega non ha tempo da perdere. Io credo a questo progetto, a questo contratto, a questo governo e a questo paese. Però non ho più voglia di perdere tempo e penso che il voto degli italiani domenica scorsa sia stata un'indicazione chiara. Lavorare, lavorare, lavorare,
perché la politica dell'insulto che si è protratta per settimane da parte di qualcuno nei confronti miei e della Lega non è stata punita da Salvini, ma è stata punita dagli italiani. Detto questo, se ci sono domande rispondo volentieri. Prego. Sì. La residenza, però almeno... Certo. Certo. No. Abbiamo ben chiaro dove arrivare e dove prendere i soldi e quanti soldi in più entreranno nelle casse non solo delle famiglie e delle imprese ma dello Stato. Però permetteteci di depositare la proposta di legge, perché sennò noi siamo convinti che i cosiddetti mercati, i signori dello spread, hanno solo da guadagnare da questo progetto e da un'Italia che cresce, non dello 0, l'obiettivo ovviamente è essere operativi dal prossimo autunno, certo. Ministro, una prossima settimana va alla Camera che credo crescita che contiene anche il Stato da Roma. Sì. Rimarrà il provvedimento uscito dal Consiglio dei Ministri oppure il governo farà degli emendamenti come voleva la prima versione? E lucevano le stelle. Sì, lo so che per realizzare tutti i progetti della Lega per l'Italia non bastano certo 2 parole, ma il 2 per 1000. Gli italiani sanno tutto e sanno pure che il codice per destinare alla Lega il 2 per 1000 è D43 e che lo si deve scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Donar il mio solo pensiero, firma www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna, Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex, un materasso in memory ergonomico a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 €. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto! A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Pronto? Avvocato, Mi dica. c'è bisogno di lei. L'avvocato risponde. Ogni venerdì dalle 12 alle 13 con l'avvocato Celeste Collovati. Su Radio Padania Libera. Grazie da tutta la squadra. Grazie Italia. Useremo bene la vostra fiducia. Primo partito in Italia, si cambia in Europa. Grazie da tutta la squadra. Continuiamo a ribadire o tutti o nessuno. Quindi noi siamo vogliosi di aiutare tutti. Nello sblocca cantieri si toglie anche un po' di burocrazia per permettere ai comuni di spendere soldi che hanno già in cassa. Quindi figurati, noi vogliamo aiutare Roma e i romani, anche perché ahimè ogni giorno se ne legge una che arriva da Roma, e anche qua senza il minimo spirito polemico. Anzi, ieri ho espresso solidarietà al sindaco Raggi per le minacce, è stata molto carina a ringraziare, quindi la comunicazione c'è, il dialogo c'è, però anche il voto dei cittadini romani domenica scorsa è chiaramente un giudizio sull'amministrazione di questa città. Quindi ci sono tanti comuni che in molti casi non chiedono neanche soldi, perché faccio l'esempio del comune di Alessandro, non chiede soldi ma chiede tempo, che poter diluire in 30 anni invece che in 15 il debito ereditato dalle amministrazioni precedenti. E quindi o si trova uno strumento normativo per aiutare tutti, e la Lega è disponibile, oppure non si capisce perché ci debbano essere cittadini di serie A e cittadini dimenticati.
Se la situazione non si sblocca, lo ha detto lei adesso con la Lega, fino a che punto vorrete arrivare? No, io sono convinto che si sblocchi, noi presentiamo progetti utili al Paese e quindi sono convinto che nessuno ci dica di no alla sospensione del codice degli appalti, sia detta di qualunque imprenditore non funziona, alla valorizzazione dei rifiuti se poi ci troviamo la monnezza in mezzo alla strada e si aumenta la tassa rifiuti, perché il problema di queste lungaggini burocratiche dipendenti spesso dalle mancate autorizzazioni a livello centrale, quale risultato hanno? Che aumenta la tassa rifiuti a livello comunale. E quindi un'altra tassa che va a crescere. Sulla flat tax e sulla pace fiscale, ripeto, 1.700.000 adesioni, di cui 300.000 per il solo saldo e stralcio, che noi abbiamo esteso solo alle persone fisiche, vorremmo estendere anche alle società e alle imprese, ti portano una caterva di miliardi di soldi in cassa che altrimenti tu non avresti mai nella vita recuperato. Quindi a Bruxelles sono felici, i mercati sono felici, questi lavoratori sono felici. Speriamo che non ci siano dei no pregiudiziali. Prego. Innanzitutto volevo sapere cosa è cambiato rispetto a 2 giorni fa, quando appunto è stato un gruppo europeo, diciamo, che diceva che sarebbe comunque rimasto anche in caso di condanna al suo posto. Essendo un amico l'ho voluto tutelare da un massacro mediatico che ha vissuto Armando Siri prima di lui, di cui poi sui giornali non si sa più nulla, dalla procura non si sa più nulla, e quindi ho voluto evitare che, essendo persona leale, corretta e onesta, fosse dipinto come il mostro di Firenze per i 15 giorni a seguire. L'altra questione invece è la sospensione del codice degli appalti per 2 anni. Mi sembra di aver capito che non c'è ancora un accordo con i 5 Stelle. Lei lo ritiene prioritario per la tenuta dell'esecutivo, dato che... Ma non è che ogni giorno ci sia qualcosa prioritario per la tenuta dell'esecutivo. Serve al Paese sbloccare i cantieri e sospendere il codice degli appalti? Sì, ci aspettiamo una risposta coerente e giudiziosa. Io non so se c'è o non c'è nel contratto di governo, ma se decidiamo che oggi è giovedì, anche se non è esplicitato nel contratto di governo, penso che sia di buon senso affermare che oggi è giovedì. Il codice degli appalti ha semplificato la vita o l'ha complicata? L'ha complicata. Bene, allora lo sospendiamo. Noi applicheremmo la direttiva europea, cioè agli appalti applicheremmo la direttiva europea, non la direttiva Salvini. Quindi, siccome qua ci sono i cultori dell'europeismo militante anche sul consumo degli yogurt la mattina, più che dire ti applico la direttiva europea, che devi fare? C'è un confronto con i 5 Stelle in atto su questa norma. C'è un confronto che comincerà, come c'è un confronto alla Camera sul decreto sanità in Calabria. Se emergono dei problemi o emergono delle proposte positive, ci si confronta da persone di buon senso. Ieri, con Giuseppe Conte, nelle 2 ore lei ha anticipato a Conte, per esempio, questo emendamento con la sospensione dei cantieri? No, perché me l'ha proposto il gruppo al Senato quest'oggi e quindi ieri non potevo prevedere. No. Se non teme che in certo senso possa dare qualche dispiacere a Giuseppe Conte il fatto che lei oggi Renzi ha dato le dimissioni regionali anziché quelle. No, ma gli sono arrivate, questo ho detto. E anche adesso lei ha parlato in più dell'incontro con Tria, lei era andato all'incontro con Tria e avete parlato di come deve essere scritta la lettera. No, la lettera la scrive il ministro Tria. Noi abbiamo semplicemente esposto alcune nostre idee, poi il ministro è Tria. Ma io non sono geloso quando i 5 Stelle quotidianamente mi danno suggerimenti sul tema immigrazione. Io mi alzo la mattina e trovo un parlamentare 5 Stelle che mi spiega come funziona il mondo e come devo combattere l'immigrazione clandestina, la lotta alla mafia. No, ma figurati, spero dignitosamente il ministro dell'Interno. Quindi, come io raccolgo con interesse e massima apertura mentale i suggerimenti che da Di Maio in giù mi arrivano sul tema immigrazione, penso che lo stesso facciano gli altri colleghi ministri, nel senso che se fossimo ciascuno geloso del suo cambieremmo mestiere. Ma figurati, io questa mattina quando ho visto l'ennesima ONG con l'ennesima montatura che metteva in discussione l'onorabilità della Marina Militare Italiana, sono uscito perché conosco il lavoro di quelle donne e di quegli uomini, senza con questo sentirmi ministro della difesa, ovviamente.
cose che non sono molto... Ma già il fatto che ci siano organi di stampa in Italia che danno credito più che alla Marina Militare, alla Guardia Costiera, alle Capitanerie di Porto e ai Ministeri, a centralini telefonici organizzati da ONG, pagate da chissà chi, che sono sotto indagine per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ci dice che Houston qualcosa non funziona sia in qualche tribunale che in qualche redazione. Però ci penserà Gad Lerner a risolvere tutto, non c'è problema. Detto questo, la Marina Militare salva vite perché è il suo mestiere. Salva vite senza perdere una frazione di secondo. E mettere in discussione questo è una follia. Altro paio di maniche è il fatto che dal mio punto di vista quelle vite salvate in acque libiche dovrebbero essere riaccompagnate in Libia. E su questo lavorerò fino a che non avremo ragione. Però mettere in discussione il fatto che la Marina Militare perda tempo in attesa che qualcuno anneghi mi sembra veramente volgare e irrispettoso. Il rapporto con Mattarella in questo momento c'è problema Mattarella che sta succedendo non lo so. Cosa si sono detti Mattarella e Conte non ho idea. Io l'ho visto la settimana scorsa, lo rivedrò sabato al ricevimento al Quirinale, però non ho problemi da sottolineare io, e in qualunque occasione in questo quasi anno di governo il Presidente Mattarella abbia avuto necessità di chiedere chiarimenti, ci siamo sentiti e visti tempo zero. Quindi non ci sono problemi fortunatamente in questo momento. Il decreto sicurezza bis, se è questo il tema, è pronto. Aspetto solo che piattaforma Rousseau permettendo ci sia un Consiglio dei Ministri. Che ne so io, quindi... No, a settembre si prepara una manovra economica. Chiederà nuovi posti al Ministero delle Infrastrutture, che però in questo momento resta del tutto sprovvisto della Lega, ma Toninelli dovrebbe essere quello che adesso... Abbiamo piena fiducia nel Ministro Toninelli, che si è dimostrato uno sbloccatore di opere e cantieri senza pari nella storia dei governi italiani. Secondo lei adesso saranno disposti tutti ad approvare il blocco e perché dovrebbero farlo? Perché mi sembra che qualunque cittadino italiano abbia capito che il voto di domenica è stato un voto per cambiare l'Europa, fuori dubbio, e non un voto locale. Però per cambiare l'Europa noi abbiamo sempre proposto dei sì, qualcun altro ha proposto dei no, quindi io intendo il voto dei milioni di italiani che hanno votato domenica un voto per i sì, per l'Italia che cresce, per l'Italia che valorizza, per l'Italia che apre. Io lunedì sarò con Luca Zaia a inaugurare il primo tratto della Pedemontana, che anche qua se fosse per il Ministro dell'Ambiente probabilmente sarebbe stata ampiamente bloccata, però non si può bloccare qualunque essere vivente si muova sulla faccia di questa terra, perché altrimenti non ha senso. C'è un decreto sblocca cantieri, se c'è un codice degli appalti che blocca i cantieri, cambia il codice degli appalti. Ma io sono ottimista, io penso che dei 5 Stelle arriveranno tanti sì. Arriveranno, io mi auguro che arrivino tanti sì per Luigi Di Maio, riconfermato capo politico sulla piattaforma Rousseau, e di conseguenza arrivino una marea di sì per far ripartire questo splendido paese. Sono ottimista per natura. Da milanista non potrei che essere ottimista per natura. Ragioniamoci con gli amici dei 5 Stelle. La nostra proposta c'è, però appunto per evitare che si dica che è la proposta della Lega, siccome c'è nel contratto di governo, sarebbe giusto fosse la proposta del governo. Giustamente sul caso Rixi sono usciti 37 parlamentari dei 5 Stelle richiamandomi al rispetto del contratto di governo. Bene, sulla flat tax non usciamo in 37 perché noi della Lega parliamo uno alla volta, sulla flat tax si applichi il contratto di governo. No, contro. Io vorrei Gad Lerner in onda 365 giorni all'anno insieme a Fabio Fazio, perché più parlano più la gente vota Lega, quindi non è quello. Non lo vedo molto. No, ma figurati, lunga vita, anzi, a reti unificate, Lerner,
Fazio, Saviano e Santoro, dalle 7 della mattina a mezzanotte, e la Lega arriva al 52%. Che lo si faccia, ho solo chiesto quanto costa, posso? È una televisione pubblica, è pagato da tutti, e ho solo detto che me lo ricordo quando avevo i calzoncini corti a fare programmi contro la Lega. Ma va bene, va bene. Io penso che gli italiani che abbiano votato il governo del cambiamento, pensando a una RAI del cambiamento, pensassero a qualche giovane. Però l'amministratore delegato a cui con pressioni. Non vedo l'ora che altri lo guardino, perché io non lo guardo ovviamente, però in libertà, in democrazia ognuno fa quello che vuole. Cioè, mi aspettavo qualcosa di più innovativo, mettiamola così. Sì. Invidio l'Inter che ha preso Conte. Mi duole dirlo. Totale fiducia in Conte, ovunque sia e qualunque lavoro faccia. Di autonomia ho parlato col Presidente del Consiglio Conte, che mi ha garantito il fatto che è assolutamente disponibile a portare avanti il progetto, cosa che anche lì c'è nel contratto di governo, quindi spero che i toni della campagna elettorale siano superati e quindi si parta. Anche su quello noi siamo pronti. Non l'ho visto, non mi chieda un commento a un emendamento che non ho letto, non mi piace commentare a spanne, quindi chiedo la pazienza di leggerlo. Cioè, se semplifica va bene, se complica no. Che faccio nel pomeriggio? Mangio un gelato al pistacchio. Se questo non è previsto dal contratto di governo, ma penso di potermelo permettere. E poi torno al Ministero. Che il fatto che sia non il resto in capo dei 5 Stelle sia una contenuto più del governo Madani. Non mi permetto di entrare nel merito dei problemi altrui. Io ho sempre lavorato bene con Luigi Di Maio, almeno per i primi 9 mesi. Nell'ultimo mese e mezzo facciamo conto che ci sia stata eccessiva verve da campagna elettorale, che poi non ha portato enormi risultati, quindi penso che tutti abbiano capito che se si insulta di meno e si lavora di più è meglio per tutti. È per questo che io ormai non rispondo a Beppe Grillo per partito preso, che può dire quello che vuole, per me non cambia nulla. Invita a smettere da quello di campo, stare così a lui non è neanche guardato i cittadini. Devo dire anche se ritiene. Io invidio Di Battista, farei volentieri a cambio. Come qualità della vita la sua sicuramente è molto migliore rispetto alla mia. Che la sentenza di un giudizi sia una sentenza politica? No, non do giudizi. Dico semplicemente, e mi sono stampato 3 sentenze delle ultime settimane, che se uno ha 2,5 kg di droga merita 2 anni di carcere, per una cena fuori contestata ne meriti 3,5. Chiedo se è normale. Che se io volessi fare il cavaliere di governo non passerei giorno e notte a elaborare proposte che questo governo, non altri, questo governo deve approvare. No, io non chiedo niente a nessuno. È chiaro che su alcuni settori ci sono dei problemi, perché per difendere l'ambiente non puoi bloccare l'intero paese, anche perché poi non lo difendi l'ambiente. Se tu impedisci di valorizzare i rifiuti e preferisci metterli in discarica, non aiuti l'ambiente. Se i militari in Italia e all'estero meritano non solo rispetto, ma protezione e copertura politica totale, siano soldati o siano generali. Ho come avuto l'impressione che nell'ultimo periodo non tutti si siano sentiti ugualmente protetti, e tagliare gli investimenti del settore difesa è suicidio, perché abbiamo fra le aziende migliori al mondo in Italia che investono in ricerca e tecnologia legata al settore difesa.
Quindi se lasciamo ai nostri figli uno Stato indifeso non facciamo un buon servizio. Però lascio ad altri le scelte che competono loro. Io sono pienamente soddisfatto del lavoro e delle opere dei ministri della Lega in questo anno di governo. No. A noi va benissimo fare quello che stiamo facendo. C'è sicuramente un ministero vacante, e di questo parlerò con Conte, non perché lo chiedo per la Lega, ma siccome saranno mesi fondamentali per le nuove dinamiche comunitarie, la nuova Commissione, la nuova BCE, il Presidente del Parlamento, le presidenze delle commissioni, la nascita dei gruppi, il bilancio europeo, non avere nessuno che faccia il ministro dell'Europa quando l'Europa cambia è bizzarra cosa, anche perché la delega c'è la Presidente del Consiglio, ma penso che con tutti i dossier, mi sembra che settimana prossima vada in Vietnam. Giustamente, però noi avremo bisogno come Paese Italia e non come Lega, poi si può mettere anche Batman, però che non ci sia un ministro delle politiche comunitarie mentre l'Unione Europea sta cambiando pelle non fa bene al Paese, questo sì. Da cui parla lei, insomma, la sua vittoria domenica scorsa, il contratto di governo sembra un po' un straccio, perché non tornare al voto con un'altra maggioranza? No, ci sono ancora tante di quelle cose da fare da contratto di governo, c'è la legge Fornero da azzerare, c'è una riforma fiscale che c'è da contratto, c'è l'autonomia che c'è da contratto, c'è la riforma della giustizia che c'è da contratto, la riforma della scuola c'è da contratto, ce n'è da fare. Sulla disabilità abbiamo fatto ancora poco, troppo poco rispetto a quello che vorrei, quindi figurati se sono quello che ha voglia di far saltare il tavolo, tornare a fare un'altra campagna elettorale. Ho già perso 6 kg in questa campagna elettorale, poi conto di riprenderli prima di fare altro. Ripeto, noi abbiamo tutta la volontà di andare avanti, basta che si lavori. Nelle ultime settimane governo e Parlamento non sono stati produttivi, mi sembra evidente. Quindi... Nella stessa partita c'è anche la scelta di un commissario europeo. Certo. Idea, ci sono già dei nomi. Nomi no, ruoli sì. Commissario economico, l'ho già detto tante volte. Commercio, industria, agricoltura, concorrenza, mercato interno. Vabbè, però dai, non si parla degli sconfitti. Grazie a tutti.